La chiesa presenta una facciata di tipo classicheggiante a due ordini, con timpano triangolare, portale e finestre, raccolti nell'interspazio centrale, sottolineato a pari degli angoli da lesene appena rilevate concluse da capitelli corinzi. Sulla facciata è disegnato un orologio che segna l'ora della morte del santo. Il soffitto della chiesa è interamente dipinto con opere del fine Cinquecento, raffiguranti episodi biblici e miracoli del santo. L'interno è ad una sola navata, benché rimaneggiato nel Settecento, mantiene di massima le caratteristiche originali. Essa è lunga 39 metri e larga 18 metri. Un motivo di interesse è costituito dal barco, che si appoggia alla fronte interna della facciata e si prolunga lungo le pareti laterali con due bracci, nelle cui profondità sono ricavate le cappelle laterali, 3 per parte. Sono presenti 11 altari, di cui uno è occupato dal battistero, ove compaiono numerose tele raffiguranti la vita di San Francesco di Paola e i suoi prodigiosi miracoli. Tra le varie raffigurazioni, il santo resuscita un bambino, 1748 di Soliman. Liberazione di un ossesso, 1748 di Giandomenico Tiepolo. La Vergine, San Giovanni Evangelista e figure di donatori, di Jacopo Palma il Giovane. San Francesco resuscita Tommaso di Tours, suo discepolo, schiacciato da un albero, 1746 di Vincenzo Canal.